Signore, benedica la sua parola nei nostri cuori. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Disse anche questa parabola: un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose: Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Signore, grazie perché la tua parola è sincera, trasparente, diretta. Tu non nascondi, Signore, la realtà della nostra anima. Grazie, Signore, perché non ti fermi dal dire le cose che sono importanti per noi anche quando possono sembrarci dure. Ma Signore, grazie perché tu sei un Dio di salvezza. Grazie, Signore, perché hai a cuore la nostra sorte eterna, Signore. E noi ti ringraziamo perché hai provveduto per noi una così grande salvezza. Questa mattina, Signore, stura le nostre orecchie spirituali, ravviva il nostro cuore, Signore, perché possiamo comprendere le cose importanti. Aiutami, Signore, a condividere la tua parola e possa essere pane di vita per ciascuno di noi. Per questo, Signore, ho bisogno che tu mi riempia della potenza dello Spirito Santo, che tu vagli i miei sentimenti e che mi guidi in ogni cosa. Signore, te lo chiedo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Per i nostri ragazzi che in realtà non ci sono sotto a preparare il lavoro per la chiusura della scuola domenicale che avremo all'inizio di giugno. L'hashtag è decidere ora. Abbiamo bisogno di una prontezza nella decisione, per come ci parla Gesù riguardo a dei fatti accaduti nel tempo dei suoi giorni terreni. E forse questo brano della parola aiuterà qualcuno che di tanto in tanto si fa delle domande oppure incontra qualcuno che si fa delle domande. E di tanto in tanto venite anche da me, pretendendo da me risposte che io non vi posso dare, perché Gesù stesso non le ha date, per cui io men che meno posso farlo. Ma di tanto in tanto qualcuno chiede grandi domande. Questo periodo poi, la guerra, la pandemia, ma perché succedono queste cose? Oppure qualcuno ha qualche problema personale, qualche malattia, abbiamo ascoltato nelle testimonianze. Allora molti iniziano a chiedere il perché accadono queste cose, oppure perché Dio le permette. O ancora di più, perché Dio non le evita, non a tutti, ma a qualcuno. Ci piacerebbe ricevere queste risposte. La parola di Dio ne parla. Vedete che l'uomo è sempre uguale a se stesso. Non è questa una domanda dei nostri tempi, non è del XXI secolo, non è del XX secolo. Nell'epoca di Gesù qualcuno chiedeva e Gesù non evita l'argomento, non parla d'altro girando altrove, ma va su quel tema perché
accaddero dei fatti che lasciarono perplessi. Uno era qualcosa che aveva inorridito un popolo religioso come il popolo di Israele. Possiamo capirlo un po' da quello che leggiamo qui nel Vangelo, che accadde qualcosa che probabilmente era comune nel popolo dei Romani, che pur essendo un popolo da una parte timoroso delle religioni degli altri popoli che conquistavano, tanto che la religione romana era impossibile da gestire, perché loro quando conquistavano un popolo mettevano le mani davanti. Nel caso in cui ci fosse stato un Dio un po' capriccioso, un po' geloso del suo popolo, loro assorbivano quelle divinità nella loro religione. Quindi c'erano tutte le divinità dei popoli conquistati nella religione romana. Una cosa chiedevano: che tutti i popoli assoggettati accettassero tra le loro divinità che riconoscessero la divinità e l'autorità dell'imperatore. Poi potevano servire il loro Dio. Con gli ebrei ebbero vita dura, perché gli altri dicevano: beh, se mi fai adorare le divinità egiziane, le divinità persiane, noi va bene, aggiungiamo anche l'imperatore. Ma gli ebrei dissero: noi non possiamo adorare alcun Dio al di fuori dell'unico e vero Dio. E quindi ci furono un po' di problemi. Quindi possiamo capire che avvenne qualcosa di blasfemo e volutamente blasfemo da parte dei Romani. Evidentemente c'erano dei Galilei che si ribellarono ancora per motivi religiosi, non vollero sottostare alle indicazioni romane e Pilato li fece uccidere. E probabilmente mentre si trovavano a offrire i riti ebraici dell'offerta, insomma, per i sacrifici, nel sangue degli animali, Pilato prese il sangue di questi uomini che avevano portato quelle offerte e mescolò il loro sangue umano con il sangue dei sacrifici che avevano portato. Voi potete immaginare un popolo così rigoroso nella religione come quello ebraico, quanto colpì questo fatto, questa indecenza. Tanto è vero che andarono a riferire a Gesù questa cosa, erano inorriditi. E Gesù risponde e dice: voi pensate che questi Galilei, che ebbero macchiato anche la loro reputazione religiosa con questo fatto, voi pensate che loro fossero più peccatori degli altri, più cattivi degli altri Galilei? No, non è così, dice Gesù. E poi dice: voi morirete nello stesso modo. Un po' duro. E poi aggiunge un fatto di cronaca, un fatto simile. Non so se avete ascoltato purtroppo quella tragedia che è avvenuta pochi giorni fa, di questa macchina in discesa che non aveva il freno a mano. Adesso stanno facendo delle indagini, ma purtroppo per questa fatalità è scesa giù e nel peso della macchina ha sfondato il cancello di una scuola materna e ha travolto dei bambini. Uno è morto, altri sono feriti. Una fatalità. Gesù prende un fatto simile e quindi rincara la dose, dice: ma vi dico di più, voi fate una domanda riguardo a quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise. Un fatto di cronaca è questo, non un fatto religioso, non un fatto volontario, ma una fatalità. Erano operai che stavano costruendo quella torre, non lo sappiamo. Erano dei passanti, non lo sappiamo. Non sappiamo cosa accadde, sappiamo però il fatto di cronaca che crollò questa torre e chi si trovò lì nelle vicinanze fu colpito e morì. Qualcuno dice poverini, qualcuno dice che peccato, quelli senza Dio dicono che sfortuna. E Gesù prende questo fatto, non lo evita, dice: voi pensate che questi 18 a cui capitò questa disgrazia fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro.
Ce le facciamo anche noi queste domande, ma e gli incidenti, i bambini che muoiono? Avviene una sciagura, avviene un fatto triste, a volte avviene per malvagità, a volte avviene per incidente e noi riflettiamo in qualche modo, vogliamo darci delle risposte. I religiosi si danno questa risposta, pensano a una punizione divina. Accadono delle cose perché Dio punisce, Dio conosce tutti e allora sa, si usa della malvagità, si usa delle casualità, si usa degli incidenti, si usa delle fatalità perché vuole punire. Questo dicono i religiosi. Gesù condannò questo modo di pensare, dicendo: voi pensate che Dio abbia punito loro, per questo capitarono quegli incidenti. Gli scettici invece si danno questa risposta: Dio è indifferente. Non venite a parlarci di Dio. Quando c'è una guerra in corso in Ucraina, noi stiamo vedendo migliaia di bambini in giro per l'Europa senza i loro genitori. Non venite a parlarci di Dio. Non venite a parlarci di Dio quando ci sono delle pandemie e ci dicono che sono fuori controllo oppure sono sotto controllo, sono volute. Non ci venite a parlare di Dio, perché avrebbe potuto evitare la fatalità o fermare la malvagità e non l'ha fatto. Dio è indifferente. Questa è la risposta di quelli che sono scettici. Poi ci sono quelli tranquilli, quelli senza Dio, gli atei, che dicono: ma non state a dire che Dio è indifferente, non state a dire che Dio punisce, non dite niente di questo, Dio non esiste, è tutta una fatalità, siamo tutti in balia del caso oppure delle scelte degli altri e non c'è modo di governare queste cose perché non c'è niente. Queste sono le varie risposte che noi ci capita di sentire quando accadono queste cose. Considerando questi eventi tragici, Gesù però non risponde alla domanda, perché la domanda era questa: Signore, era inevitabile. Era inevitabile. Non c'era modo di fermare questi eventi. Non c'era modo di salvare questi devoti galilei che stavano offrendo dei sacrifici. Non c'era modo, Signore, di salvare questi 18 innocenti. La domanda era questa: Signore, era inevitabile. Gesù risponde in un modo che ci dà la risposta. Può non piacerci, ma Gesù ci dà questa risposta. Alla domanda se fosse inevitabile, Gesù accetta il fatto che l'uomo è in balia, può essere in balia della malvagità degli altri uomini, o può essere vittima di incidenti che accadono nel mondo. Gesù dice: queste cose accadono. Queste cose fanno parte della vita qua giù. Non ci piace? Ah no, noi da Gesù ci aspettiamo che Lui venga dicendo: ora ci sono io e tutte queste cose non accadranno più. Invece Gesù dice, ne parla di questi fatti come se fossero dei fatti presenti nella vita terrena. Non li evita. Dice, in altre parole, uso le parole di Salomone: siamo tutti sotto il sole. Ci troviamo tutti in questa vita. Ed è una vita fatta di incidenti, di cose che non possiamo prevedere. Ed è una vita fatta anche di scelte malvagie che coinvolgono anche chi non ha fatto quelle scelte. Gesù non sta dicendo che qualcuno ha inseguito questi Galilei fino a giustiziarli attraverso la mano dei Romani. Gesù sta dicendo che quei Romani evidentemente furono malvagi nel fare questo atto blasfemo. Non sta dicendo di no, sta dicendo queste cose ci sono. E qui viene il punto, perché poi Gesù dice: voi morirete nello stesso modo.
Ma non sta parlando di morire per mano dei romani, non sta parlando del morire per incidenti, sta parlando di altro. E Gesù sta dicendo: voi vi state facendo delle domande se è inevitabile qualcosa che non è evitabile. La vita è così, la vita in questo mondo è così. Non chiedete di vivere un'altra vita. Queste cose fanno parte, sono elementi di questa vita qua giù. Che è una vita travagliata, sì. Che è una vita piena di pesi, sì. Ma questa è la vita qua giù, io non vi nego tutto questo. Questo non sarà evitato. Io non sono venuto a cambiare questa vita. Io sono venuto per altro. Se c'è qualcuno questa mattina che mentre leggevamo questo passo ha sperato in una risposta diversa, non vi ho delusi io forse non vi aspettavate questa risposta da Gesù. Gesù dice: sì, ci saranno queste cose. Non voglio mettere nessuna angoscia in nessuno di voi, però fratelli, se ci capiterà un incidente stradale, farà parte di questa vita. Se ci verrà una malattia, come abbiamo ascoltato, fa parte di questa vita. Chi siamo noi per dire rispetto agli altri uomini che a noi non deve capitare? Il Signore non ha mai promesso di darci una vita terrena diversa in quello che accade nel mondo da tutti gli altri uomini. Ciò che è diverso nella nostra vita è qualcos'altro. Ed è questo qualcos'altro che rivela in che cosa noi siamo diversi da chi non ha Dio. Ed è Gesù che ne parla. Ed è molto chiaro il Signore. Lo sguardo di Gesù è su ciò che si può evitare. È su ciò che è importante evitare. E la parola di Gesù non dice che si possono evitare gli incidenti e la malvagità, ma una cosa il Signore dice che si può evitare. Quegli uomini, quei 18 sotto la torre di Siloe, quei Galilei giustiziati dai Romani, morirono, sì, di una morte atroce sicuramente, ma morirono senza fede in Dio. La denuncia che fa Gesù è questa, non tanto dei fatti di cronaca che accaddero, ma dello stato spirituale del loro cuore nel momento in cui accaddero quegli eventi. Costoro morirono senza fede in Dio e la loro sorte eterna fu segnata dalla loro incredulità. Gesù stava dicendo che nessun uomo può sapere qual è l'ultimo giorno della sua vita terrena, ma una cosa può evitare: che lo stato del suo cuore si trovi in profonda incredulità quando il Signore lo chiamerà. E stava facendo una denuncia forte, non per quelli morti, ma per i vivi lì davanti a Lui, che erano, notate, il popolo di Dio. Non aveva parlato il Signore agli egiziani, ai greci, ai romani, ma stava parlando ai giudei, stava parlando dei Galilei, stava dicendo ai Galilei rimasti vivi e agli abitanti di Gerusalemme rimasti vivi: voi morirete nello stesso modo, non dell'atrocità di quegli incidenti, ma del fatto che erano senza fede. E se il Signore fosse tornato in quel momento, sarebbero morti spiritualmente nello stesso modo. E Gesù stava dicendo: si possono evitare gli incidenti? No, sono incidenti, non possiamo prevederli. Si possono evitare le malvagità degli uomini? No, perché non dipende da noi la scelta di un uomo. Qualcuno ogni tanto chiede: ma quei pazzi che entrano in un supermercato con un mitra o entrano con una macchina in un posto pedonale e travolgono tutti, ma il Signore non può evitare? Guardate che il ragionamento è sottile, perché se il Signore evitasse quella cosa,
Arriverebbe qualcun altro a dire: Signore, evita quell'altra cosa, evita quell'altra cosa, evita quell'altra cosa, perché ognuno di noi ha la sua causa. Ognuno di noi mette se stesso al centro e vuole scamparsi dai suoi guai. E i nostri guai, che in assoluto possono sembrare grandi e piccoli, per noi sono i guai maggiori. Noi siamo quelli che soffrono di più, di quelli che vogliono soffrire di meno. E guardate che questo meccanismo renderebbe invivibile un mondo che è già difficile così. Dio non ci ha mai detto, dice il cantico, che non sarebbe mai piovuto sulla nostra vita, che non ci sarebbero mai state le tempeste. La questione è un'altra. Quelle cose non si possono evitare, ma c'è qualcosa che si può evitare. Ed è: dove andremo quando il Signore ci chiamerà? Questa è una cosa che noi possiamo evitare. Dicevo che quegli uomini morirono senza fede in Dio. Ed è interessante notare che il Signore stava parlando al suo popolo. Gesù stava parlando al popolo di Israele, dicendo: guardate che voi potete pure fare i riti religiosi, come li fecero quei Galilei. Potete pure presentarvi facendo dei culti, lodando il Signore, cantando e battendo le mani. Guardate che io sto parlando a voi, non ai pagani. Guardate che morirete nello stesso modo. Chi non crede è destinato a essere lontano da Dio per l'eternità. Gesù non stava augurando una morte tragica, ma stava rivelando la condizione umana senza Dio, e questa condizione è uguale per tutti. Se noi siamo senza Dio, ma fratelli, voi pensate che se noi viviamo una vita di 100 anni, sani, sereni, in benessere economico e attorniati da tante persone che ci amano, voi pensate che la nostra sorte eterna sarà diversa? Riteniamo sventurati quelli che vivono una vita tragica, che vengono abbattuti da un incidente o da una malattia fulminante o che li consuma, o che vengono travolti dalla malvagità di qualcuno. Li teniamo sventurati e noi diciamo: Signore, a noi no. Ma se il nostro cuore non è nelle mani del Signore, non c'è nessuna differenza se la nostra vita dura 20 anni o 100 anni. E Gesù pone quell'attenzione nel cuore di chi gli stava facendo quella domanda: ma che domanda siete venuti a farmi? Ma voi venite a me pensando di essere privilegiati, parlando di persone che non sono state privilegiate come voi, chiedendomi una domanda su di loro. Guardate che senza fede è la stessa cosa per voi, non dipende come vivete questi pochi anni qua giù. Ciò che importa al Signore è la nostra vita eterna, non i nostri 100 anni nelle strade di questo mondo. Fratelli, riusciamo a fare bene la proporzione tra la vita eterna e la nostra vita qua giù? Riusciamo a fare questa proporzione? Gesù non è venuto per toglierci dai guai. Gesù è venuto per salvare l'anima nostra. E non ci lasciamo ingannare neanche dalle cose che facciamo, perché Dio conosce il nostro cuore. Infatti, dopo questa storia, ogni tanto qualcuno ce la fa questa domanda: ma i bambini, ma gli innocenti. Sta parola, quando noi facciamo la domanda sugli innocenti, non ce ne accorgiamo, ma noi ci sediamo sulla sedia del giudice e stabiliamo noi chi è innocente e chi no. Agli innocenti, i bambini. Quando qualcuno ci fa questa domanda, intanto dobbiamo noi farla al nostro cuore, spostando l'attenzione come fece Gesù sulla nostra anima. Ma poi anche noi dobbiamo spostare l'attenzione di chi ci fa queste domande sulle cose che sono veramente importanti. Gesù non ha risposto. O se preferite, Gesù ha risposto di quella risposta che non piace a nessuno. È inevitabile.
ma parliamo delle cose importanti. È inevitabile, sì, non te lo nascondo, è inevitabile, ma parliamo delle cose importanti. Diciamo così a chi ci fa queste domande. Perché il Signore poi collega questa parabola che noi conosciamo, a volte leggiamo staccandola dalla premessa di questi fatti, ma dice così il Signore: quest'uomo aveva questa pianta, questa vigna, e andò a cercarvi il frutto e non lo trovò. Erano passati 3 anni. E noi comprendiamo, voi sapete che le parabole sono storie raccontate da Gesù, applicate ad alcuni aspetti di vita reale, ma non sono fatti veri, sono delle storie con una morale che servono per farci riflettere, quindi non tutti i dettagli, meno male, perché nella parabola il Signore parla di 3 anni, ma in verità noi dobbiamo dire al Signore che con noi Dio è paziente molto più che 3 anni. Quindi meno male che le parabole possiamo non prenderle letteralmente. Un uomo aspettò del tempo, aspettò, ma non trovò il frutto. E alla fine dice al suo servitore: taglialo, perché deve stare lì a sfruttare il terreno? Ma poi c'è questo amabile intercessore, e ci ricorda lo scrittore agli Ebrei, e noi sappiamo chi è spiritualmente, è colui che intercede sempre per noi alla destra del Padre, Cristo Gesù. C'è questo amabile intercessore che dice: lascialo ancora un po'. Io zapperò intorno, gli metterò del concime, lavorerò ancora. Ma notate che anche l'intercessore stesso non è così di manica larga. Dice: non per sempre. 1 anno, un altro anno, e un altro anno di pazienza. Se non lo taglierai. Non dice: poi vediamo, poi ne riparliamo, poi valutiamo, magari c'è qualche barlume di speranza. No, anche l'intercessore, che noi amiamo vedere così, in questo ruolo di intercessore, dice: 1 anno solo. Ci sia termine, ci deve essere termine, è inevitabile, è inevitabile. Ma in questo tempo, che noi non conosciamo, possiamo trovare salvezza. Gesù ci offre risveglio, Gesù ci offre speranza, Gesù ci chiede di aprire i nostri occhi e realizzare il tempo di grazia e pazienza per andare a Lui con tutto il nostro cuore come non abbiamo mai fatto prima. E che importa se abbiamo il nome di Galilei, abbiamo il nome di Giudei, abbiamo il nome di abitanti di Gerusalemme, cioè che importa se abbiamo appiccicato anche l'etichetta di appartenenti al popolo di Dio, se nel nostro cuore c'è un seme di incredulità. E se i fatti inevitabili della vita potrebbero scoprirci non pronti, che importa il nome? Che importa quello che facciamo? Questa mattina sia benedetto il nome del Signore. C'è uno che ha allungato per noi il tempo un po' di più. Gloria a Dio. Io non vi posso dire 1 anno, è una parabola. Ha una morale solo. La morale è: c'è un tempo di grazia allungato un po' di più. Un po' di più. Perché noi non ci lasciamo distrarre da questi argomenti che solleticano l'orecchio, come se noi potessimo trovare una giustificazione alla nostra pigrizia, alla nostra indifferenza, dicendo: vediamo, cerchiamo di capire come funziona, perché se mi capita un incidente forse vuol dire che Dio mi punisce, o forse Dio non esiste, o forse Dio è indifferente. No, non dobbiamo più nasconderci dietro queste giustificazioni, non dobbiamo più cercare risposte per cui risposta non c'è, se non quella che non ci piace, che è tutto inevitabile. Dobbiamo andare al punto del cuore della situazione
e dire al Signore: Signore, ma la mia vita è in te. Mi spoglio del vestito di evangelico. Gli evangelici non vanno in cielo. E quando noi ci mettiamo a confronto con quelli della religione tradizionale da cui siamo usciti, facendoci belli di essere evangelici, perché facciamo delle cose religiose, cantiamo dei canti diversi, andiamo in chiesa una volta in più per alcuni, per altri rinnovo l'invito che ho fatto domenica scorsa: fratelli, ci vediamo troppo poco in settimana. Ma non deve essere perché siamo evangelici, perché gli evangelici fanno così. Noi esteriormente abbiamo dovuto descriverci al mondo che ci chiede, ci siamo dati questo nome, ma nel cuore noi dobbiamo essere cristiani nati di nuovo, figli di Dio. Quello che facciamo non lo facciamo perché qualcuno ci ha imposto una religione, ma perché abbiamo letto la parola di verità e ha cambiato la nostra vita. Amen. Ma io sono evangelico. E quindi, visto che il mio passo l'ho già fatto, sono uscito di lì e sono entrato di lì, faccio parte del popolo di Dio. Ma Gesù aveva parlato ai Galilei, aveva parlato ai Giudei, aveva parlato agli abitanti di Gerusalemme, non aveva parlato agli stranieri. E aveva detto a loro: guardate che voi morirete così se si trova incredulità nel vostro cuore. Umanamente noi non vogliamo che accadano le cose inevitabili e noi preghiamo davvero che ognuno di noi possa vivere una vita serena. Ma è stato citato in testimonianza prima: se non fosse così, se il Signore avesse deciso per la nostra vita diversamente, fratelli, ma se noi siamo già nel Signore, che importa? Che importa? Fratello Eligio cita spesso il verso, quando deve incoraggiare qualcuno che è un po' spaventato, lo incoraggia a modo suo, citando il verso: morire è guadagno. Amen? Morire è guadagno. Il vivere è Cristo, morire è guadagno. Ora che dicevo, chi non è così convinto quando ascolta il fratello che lo incoraggia così, ma chi ha il Signore nel cuore a quel verso esulta, o no? O no? Perché è molto meglio per noi incontrare il Signore, vederlo faccia a faccia. Cioè il Signore dice: il nocciolo della questione è questo, che il cuore nostro deve essere lì, negli scrigni del Signore, dove nessuno lo può rapire. Amen. Ora, questo non è un messaggio di terrorismo spirituale, perché Gesù mise questa parabola dopo queste considerazioni per dire: c'è speranza, c'è un tempo di grazia e c'è un tempo di pazienza. Afferralo, caro amico, afferralo. Fratello, sorella, afferriamo questo tempo di grazia e di pazienza, perché il Signore in questo tempo zapperà intorno alle nostre radici, metterà del concime e noi dobbiamo portare frutto per la gloria del Signore. Il frutto ci dirà se quando arriverà l'inevitabile non saremo sorpresi in una grande illusione. Il frutto ce lo dirà, perché anche il frutto è inevitabile. E io voglio portare frutto per il Signore, per sapere nel mio cuore che appartengo a Gesù, che sono figlio di Dio. Voglio dire ai ragazzi, ai giovani, una frase che di tanto in tanto diciamo: in cielo non andranno i figli dei figli di Dio,
Dio ha solo figli. Amen. E ci ha lasciato un tempo. Grazie, Signore, per questo tempo. È un anno però, attenzione, è un anno. Non è infinito. Non è infinito, è un anno. Ma grazie perché c'è un anno. E potrebbe essere un giorno, grazie perché c'è un giorno. Una settimana, grazie perché c'è una settimana. Perché abbiamo la tua parola, Signore, che ci ha detto che fosse un giorno, fosse una settimana o fosse un anno, è il mio tempo per scegliere per te, per vivere per te, per essere serio con te, per lasciare tutto per te. Perché non so quando mi chiamerai. Ma so che quando mi chiamerai, io dirò, Signore, era ora. Non vedevo l'ora. Io sono pronto. Voglio vederti faccia a faccia. Amen. Vi chiedo di chinare i vostri capi. Questa mattina il Signore viene a noi dicendoci che c'è ancora un po' di tempo. E noi non dobbiamo sprecarlo. Alleluia. Abbiamo fatto i battesimi poche settimane fa. Avviene un fatto strano quando si fanno i battesimi. Chi era combattuto se decidere e non decidere e poi non ha deciso, si sente tranquillo e dice, ora se ne riparla chissà tra quanto, sto un po' tranquillo. Ma chi l'ha detto? Ma chi ha detto che dobbiamo temporeggiare perché la comunità ha altri programmi e se ne parla più in là e il pastore non chiederà più? Ma qui non è un fatto di che cosa chiede il pastore, di che cosa fa la comunità, qui è l'anima nostra. C'è qualcosa che è inevitabile e c'è qualcosa che Gesù vuole che evitiamo. E dobbiamo decidere per Cristo. Siamo tutti qui, ci chiamiamo fratelli e sorelle. Ma Dio conosce il nostro cuore e sa se stiamo vivendo un tempo in cui, pur essendo qui, pur non essendo cambiato nulla esteriormente, il cuore nostro, in realtà, si è lasciato divorare dall'incredulità, lontano da Dio. E allora a che serve essere qui? Se non udiamo più la voce del Signore, a che serve frequentare le riunioni di culto e ascoltare molti che testimoniano abbiamo sentito la presenza